Rapina, sequestro e giallo. Gli ingredienti di una vicenda ancora da chiarire in mano ai carabinieri di Montebelluna. Perché è nel loro territorio, Pederobba, che secondo il racconto della stessa vittima sarebbe stato scaricato e legato a un albero un 56enne autista di origini pugliesi ma residente a Bassano del Grappa, dopo un'ora di terrore bendato in balia dei banditi. Il blitz dei rapinatori si consuma nel pomeriggio di venerdì scorso lungo il tragitto dell'autotrasportatore dipendente di una ditta di Rosà tra il Vicentino e il Bellunese con un carico di occhiali da oltre 50.000 euro. A Ponte nelle Alpi 3 malviventi, secondo il racconto del 56enne, lo intercettano con una utilitaria, ne bloccano il percorso, lo fanno scendere, lo legano con delle fascette, lo bendano e si impadroniscono del prezioso carico, portandoselo in giro per almeno un'ora fino a lasciarlo in una zona isolata di Pederobba, nella Marca, prima di scomparire. Il 56enne legato a un albero riesce infine a liberarsi e a chiamare aiuto in una vicina birreria, facendo scattare l'allarme. Da quel giorno i carabinieri stanno cercando riscontri al racconto dell'uomo, non avendo trovato né il furgone né il carico. Tutte le piste per ora aperte, al vaglio le telecamere di sicurezza lungo il tragitto che il mezzo con i banditi e il repito potrebbe aver compiuto tra Ponte nelle Alpi e Pederobba. Un giallo che per ora resta aperto.